A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni, la scuola sarda presenta vecchi e nuovi problemi, stretta nella morsa costituita dal calo degli studenti e le ormai croniche carenze di personale. A denunciare alcune delle problematiche del pianeta scuola in Sardegna, il segretario regionale della FLC CGIL Emanuele Usai, che in una nota sottolinea in particolare i problemi relativi agli insegnanti di sostegno. A fronte dei circa 6.000 docenti specializzati necessari, solo 1.000 sono in servizio e possiedono i requisiti necessari. Per il resto, ma solo parzialmente, si ricorre ai supplenti senza titolo di specializzazione. Problematiche segnalate alla Regione con una missiva inviata all'assessore regionale all'istruzione Andrea Biancareddu e ai rettori delle università di Cagliari e Sassari, ma anche al direttore dell'ufficio scolastico regionale. Il segretario della FLC CGIL segnala come ormai si tratti di un problema strutturale e chiede un intervento decisivo che porti alla formazione di almeno 2.000 docenti nei prossimi 2 anni. Il Ministero della Pubblica Istruzione e Università si rimpallano le responsabilità sull'inefficacia del sistema di formazione dei docenti specializzati, sottolinea Usai. La Regione stenta ad assumere un ruolo propulsivo su un tema di assoluta rilevanza per la società sarda. Per Emanuele Usai l'unico intervento in materia è stato lo stanziamento di 250.000 euro fatto dalla giunta regionale guidata da Francesco Pigliaru in scadenza di mandato per sostenere un piccolo innalzamento dei numeri dei partecipanti al corso nell'Università di Cagliari. Un intervento giudicato tardivo e non risolutivo. Nel frattempo sono tanti casi di assegnazione parziale a più classi. Ogni anno gli studenti devono relazionarsi con un docente diverso, col risultato che la continuità così preziosa nell'efficacia scolastica è in generale disattesa. La FLC CGIL rileva inoltre che a fronte dei 1.000 docenti specializzati nel sostegno, l'organico di diritto è di oltre 2.800 cattedre, mentre quelli di fatto lo scorso anno hanno superato le 5.500 unità.